Buone domeniche, che l'amore, la pace e la fede del Signore entri in vostre chiese, tra vostre cure e che resti. Il Vangelo è sempre di Marco. In che volte si sono svicinati a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, e dicono: Mestri, non volim che tu non fasi se che non ti domandin. Or domande, e ce voleso che us fasi? E rispondi: Danus di sentarsi un e togliestre e un e ciampe in te to glorie. E Gesù dice: Voatris non saveis neanche ce co domandais. Rivais o abbevi il tialic co befio, o a essi battias col battisin co sarai battiatio. E rispondi: Orivin. E Gesù: il chialis che io lo bevares anche voatris, e anche col battisin co soi battiatio saris battias, ma sentassi alla me diestre o alla me ciampe, non mi sta a me di danus dausal, ma alle parchei che le stat preparat per loro. Sentin così che altri dì sono a casa inveleniasi, quintri di Giacomo e di Giovanni, e Gesù, dopo di veo clamas d'ogni di seur dis: O saveis in ce sistema che son ritenuti sorestans dai popoli, io tenin sot di parons, e i granchi io tabin. Non ha di essi così fra di voatris, ma se un di voatris aluliesi gran, cal se di vostri famei, e che il di voatris caluliesi il prin, cal se di famei di duc, di fatto. Il figlio dell'uomo non è venuto per essi servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tanti di loro. L'hai intitolato La pazienza di Cristo, perché è la terza volta che l'ante di Gerusalemme al dice che lì al vignerà chiappato, processato, copato e che dopo al resurris. La prima volta alle Pieri, che va da ogni dice, per l'amor di Dio, c'è stato disente, il Messia non ha di comportarsi così. Bene. La seconda volta, che ripete sempre che robe lì, non disinnuie, noi domandi spiegazioni, non olsin. Però tal framiec si trasfigura davanti tre di loro perché cercino un po' quale che è la sua realtà di Messia. Che io sin la terza volta che lui, al torno a Dio, vignerai chiappato, processato, consegnato ai pagans, però dopo o resurrirai, di modo che il finale della storia è glorioso, ma non la storia in sé non è gloriosa. Va bene, dopo che per tre volte scaludì il numero 3 è il numero di perfezione, non poteva fare di più per arrivare a mettere un rete crepe, quale che è la sua storia che avrei vissuta a Gerusalemme. Si svicinin, Giacomo e Giovanni, mestri, non volim che tu non fasi se ti domandin. Un presapò che è la preghiera che fai no al Signore tante volte, no? Che non si impronsa disi che calvares di fa per fa il Signore, o sin ottimi consigli di Dio, per disi c'è molto di comportarsi un Dio vero. E lui ha la pazienza, se voleso che us fasi. Danno di sentarsi una alla diestra e una alla tociampe. Caludì, quando tu diventerai il re, o i vari gusti di essere ministro da internos, fasnio fra di ministri da esters. E lui non ha capito nulla, al dis non sapevi neanche voi se che domandais. Ma voi se arrivareso avere il distinto varei io, che dite qual è il distinto, e si chiappato, processato, condannato, copato. Ecco, rivareso, perché aveva detto già la prima volta, cui calul vignimi da ur, alla di chiappa su la socrus. Sì, a disin loro, come no? Ora vin, altro che. Allora, chialain al dis, il chialis, il distinto lo vares. Difatti Giacomo sarà il primo dei apostoli che ven copato dalla persecuzione lì di Gerusalemme. E quindi ovareis questo mio destino, però sentarsi alla destra o alla sinistra no. Non sta a me, che hai la pazienza che ha. E alla si impins la loro richiesta e dice, ho visto di pregare qualcun altro perché us esaudissi su quel fatta lì. No.
Che altri dis, a sentiu a favela così, a rinduci rabbias, perché? Mica perché loro due non avevano capito noi e dei discorsi che aveva fatto il Signore, no, perché anche loro speravano di diventare grandi con lui che diventava re. E allora io clamo d'ogni. E chi arriva dal dot che era la loro educazione. Se lui rivela Dio, lui si rivela come un Dio che non è quel che avevano imparato al Vecchio Testamento, perché dal Vecchio Testamento era il Dio degli eserciti, era il Dio che castiava i tristi, era il Dio che anche si svindicava addirittura, era il Dio inquinato di umanità, perché la rivelazione di Dio gli è venuta in davanti un po' alla volta e tal'impregno si buttava in dentro un Dio che si inrabbia, un Dio che si svindica, a tu capite? Loro erano cresciuti con quel Dio lì e lui ribalta la fretta di che tre bande al dis. No, non ha di essere così, fra di voi altri, qui che lui è grande, la di servire, non mi vedeso me, che io so in pratica la vera rivelazione di Dio. Ma vi ho detto, anzi, pensin che lui, proprio per aver rivelato che il Dio lì vignerà copato, proprio dei predis, che servisse un altro Dio, e perché, come ho vinto prea che non si udi anche no, a volta verso di lui il nostri chialà, i nostri pensieri, perché noi siamo cristiani e di conseguenza il nostro Dio è Cristo in persona. Io, a dire la verità, ho abolire la parola di Dio perché di fatto con la parola di Dio abbiamo fuori l'onnipotenza, l'onniscienza. Ecco che il Dio del Vecchio Testamento al torne, che è già dentro di noi, perché è il Dio inventato di tutti gli uomini, il Dio che allà di fa e arriva la che noi non facciamo e non arriviamo a capire o a fare. Allora prego, dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, no, ho venuto volentieri da di te, ma proprio perché ho siamo domandati al manco di farnos la ben lis robis e di fa figure in che smont. C'è vitis che almeno prima di morire dentro di noi che il Dio che viene inventato no, che la di fa c'è che volin no. E c'è pazienza che tu a spiegarnos che la vera grandezza è che di semeai a quel Dio che tu sei svenuta, pandinus tu, un Dio che non servissi in genoglon e non clama a vole ben a cidin, anche senza risultato riconoscince, perché queste è la vera grandezza. Un Dio che non nos porta via il mal che nos tocca te vite, ma nos clama a chiappa su ognuno la nostra cruz, sicurando-nos di essere sempre d'ogni di noi per aiutarnos a portare e arrivare con Lui a voltare il mal in ben. Amen. Poi bene, allora dicevi che Cristo ha ribaltato veramente l'idea di Dio, la sta ribaltando, e qui sanno troppo così cristiani, dal senso di aver capito che il nostro Dio vede il sapore di Cristo, oppure dal Dio filosofico, dal Dio grande, onnipotente, tu capisci? Allora, ho sentito, a semene basarlette, mai tan vere che mai, a son tre ebreos, si chiatin, e un aidisa che altri due. Ben, ho a mio figlio che si è innamorato di una cristiana, e ho saputo che l'amore, al fa svoltare, il chiave, o pure che mi diventi cristiano io mio figlio. Che l'altra di staspo, o è il mio che le la lavora un collegio, là che le anche il professore di religione, che le predi, non sono diventati amici. O pure anche io che si volti. Il terzo dice, è il mio, ma al critica il nostro Dio, al dice che non possei Dio, un che al permette che si copi la int, tal sonon, no, per l'amor di Dio. O ci facciamo a cercare di convincere, ma noi è facile. C'è vino di mettersi a fare con i nostri figli. Sicché il primo dice, noi è, con energie o vindici di convincere, no al dice che l'altri. O vindici di persuadere col chiacchierare con loro.
E il tiarci al dire, ma non può dare no prea il nostro Dio, per Dio dice fa qui i nostri figli. Beh no. Allora apprendi io disin qual era il problema di un, di che l'altro e di che l'altro in chiamò. E dopo disin, e tu ce fasaresti tu? Se tu fossi sì no, ce fasaresti tu qui figli covin? Cito. Dinus, ce co fasaresti in qui nostri figli, ce co varesti di fa? Altasse un po' e assintin dall'alto. E io ce ho di fa con mio figlio. Perché di fatto, anche lui. Troppi svolti sta il Vangelo, il Signore gli ha detto, o se sta dit, ma io us dis. O se sta dit, ma io us dis. No, quindi sta de bande dal ma io us dis. Buone domeniche e mandi.